che garantire la parità perfetta tra uomini e donne negli organi decisionali della società costituisca una tappa irrinunciabile, l'unica possibile strategia per dare uno scossone. Poi dice: e la sinistra deve avere il rimorso di non essere riuscita a contrastare efficacemente questa egemonia culturale, un codice comunicativo che ha attraversato il nostro immaginario come un rumore di fondo, diventando grammatica quotidiana e sabotando il vocabolario. Noi sogniamo un'Italia libera dal sessismo, capace di educarsi ed educare al rispetto delle differenze, considerandole valore e capace di non ridurre l'umanità a un cumulo di etichette dove una donna è solo un simbolo sessuale. Restituire il loro significato principe alle parole è premessa indispensabile, eccetera, eccetera. Questo lo stanno per leggere tante persone, per cui cerchiamo di essere, secondo me, consapevoli di questo, semplicemente, visto che noi siamo espressione ed è facile che questo succeda comunque, quindi non so. Penso che sia da tenere in considerazione, visto che poi chi legge questo libro ci guarderà, forse. Grazie Renata, brevissima, grazie. Il chiarimento è questo. Ci sono due cose che sono assolutamente svincolate l'una dall'altra. Un discorso è questo: appello per un nuovo partito sullo statuto di SEL. Questo appello è un appello che ha delle firme nazionali e tra le firme nazionali c'è firma di Elettra Diana e di Maria Luisa Boccia. Sono firmatarie di questo appello, dico le persone più significative. Questa proposta dalla Commissione Statuto appunto sarà in fase di discussione. È molto probabile, dalle informazioni che io ho, che lo Statuto sia modificato in tal senso. Io mi sono semplicemente fatta, diciamo, portavoce di questo e di questo appello che pongo ai voti del congresso. Quello che viene posto ai voti del congresso è una proposta di modifica dello statuto in tal senso. Ora, siccome personalmente credo in questo tipo di battaglia, personalmente, se questo congresso del Circolo di Venezia approva questo appello, questa è una cosa che dà forza a una modifica statutaria. Siccome non si, diciamo, vota senza sapere il testo, chiederò, quando procediamo alla votazione, di leggere questo testo. Successivamente, e quindi questa è una mozione, è un appello, è una cosa assolutamente indipendente, successivamente si parlerà delle elezioni degli organismi dirigenti, che sono altra cosa. Ma siccome per un attimo è stato messo così come proposta la possibilità di candidature singole contrapposte, ma questo non esiste assolutamente. E la Renata Mannise, se è questo, non ha nella maniera più assoluta intenzione di proporre se stessa come antagonista o come figura alternativa di coordinatore a Gianpietro Pizzo. Non c'è assolutamente questo.
Per cui, appunto, teniamo distinte le due cose. E nel tenerle distinte, ovviamente, c'è anche che autoremanente, in fase di elezione degli organismi dirigenti, il circolo, perché di questo sì, ne ha assolutamente autonomia, può decidere o non decidere di mettere in pratica da subito questa cosa, ma sono due cose distinte.